Allora, eccoci qua insieme, Rosanna Bettella. Ci sono stati dei momenti importanti di confronto su queste tematiche. Abbiamo avuto il momento più importante, è stato proprio ieri a Verona, con una bella iniziativa, una tavola rotonda e poi uno spettacolo teatrale che già nel titolo, insomma, riassume chiaramente quello che volevamo dire in questa iniziativa. Il titolo, se lo vediamo, anche è "Tutte insieme, adesso è ora di farsi avanti". Come dire, siamo stanche di essere trattate come persone di serie B, no? Arretrate rispetto a 10 anni fa nelle loro condizioni di lavoro e minacciate nei loro diritti e nelle loro conquiste. Per le donne è il momento di alzare la testa. Sì, noi abbiamo fatto proprio questa iniziativa anche rispetto, come diceva anche Elena, a questa situazione che ogni giorno si evidenzia sempre di più, no? Di attacco proprio alle conquiste delle donne e alle donne in quanto tali. Ma non è che anche a volte vittime carnefice, no? Che ci sono delle dinamiche. Sì, c'è anche culturalmente lasci che l'attacco venga sferrato. No, allora non lasciamo che l'attacco venga sferrato. Voi no, per carità, però dico in generale come fattore mentale. Adesso stiamo parlando però proprio a livello politico, a livello dell'attacco ai diritti civili conquistati in anni e anni di battaglie, di lotte, diritti che poi noi, donne della nostra generazione, forse in questi anni abbiamo dato per scontato che c'erano, no? Che li abbiamo lottato, li abbiamo conquistati e quindi non c'è più problema. Una volta dato per acquisito, una cosa dovrebbe essere tale. E invece in maniera veramente prima subdola, no? Ma adesso proprio in maniera molto molto marcata, con proposte di legge, con iniziative anche di tipo internazionale, è chiaro il disegno contro le donne. Come diceva Elena, no? È chiaro il modello che si vuole far passare in questo paese, che è quello della coppia eterosessuale, stop, donna e uomo, sposati, che non si separano e che non divorziano, perché se si separano o divorziano la donna sarà penalizzata fortemente, e questo faccio riferimento al decreto Pillon, di cui si sente parlare ormai dall'autunno, no? Dall'autunno scorso. Per chi non lo sa. È un decreto legge che adesso dovrebbe arrivare proprio alle sue battute ultime in Parlamento, che mette in discussione il diritto di famiglia in tema di separazione fra i coniugi, in cui apparentemente con parole, come dire, parità, no? In cui uomo e donna sono sullo stesso piano, condivisione dell'affidamento dei figli, come si dice, mediazione familiare, così sembrano parole molto accattivanti, neutre, no? Che anzi addirittura mettono sullo stesso piano la donna e l'uomo. Ma mettere sullo stesso piano in questo caso persone o cose, insomma, che non hanno lo stesso valore nella società, vuol dire di fatto invece far prevalere l'elemento più forte e ancora una volta colpire l'elemento più debole, che è la donna, lo sappiamo. Ecco, se dovesse passare, perché poi è nel silenzio, perché a questo punto se ne è parlato mesi addietro, ma adesso nulla si sa, per cui magari passa. Che cosa potrebbe radicalmente, secondo voi, cambiare o per il quale bisogna lottare prima che intanto, passi? Per esempio, non c'è più l'assegno familiare, no? Quello che viene dato alla donna. Al coniuge più debole. Al coniuge più debole. Che è la donna. Per cui, è come dire, mi separo, ci sono dei figli, faccio i conti a fine mese quanto si spende, no? Come se una separazione fosse una vicenda assolutamente amichevole, in cui già dal giorno dopo, no, si può stare insieme serenamente e decidere la vita in comune rispetto ai figli.
non c'è più un affidamento chiaro dei figli ai genitori, ma lo è a entrambi nello stesso modo. Come se fossero dei pacchi. Come se fossero dei pacchi, quindi un pacco, no? Il figlio è un pacco che si sposta da un genitore all'altro, e che è un assurdo. Ripeto, è subdola questa cosa, perché apparentemente sembrerebbe la cosa più paritaria, e invece assolutamente non lo è, perché una separazione è sempre un evento conflittuale, perché se no non ci sarebbe separazione, e soprattutto i figli non devono essere strumentalizzati, invece in questo modo vengono assolutamente strumentalizzati. Allora possiamo anche dire che in certe situazioni magari i giudici non sono stati così attenti nella valutazione, ma un conto è dire questo e pretendere, no, laddove sempre ci sono minori, perché sono i primi che devono essere tutelati, e quindi ci deve essere una valutazione seria del valore di come sono queste persone, questi genitori, no, nei confronti del minore, eccetera. E un conto invece è davvero schierarsi, perché qua è uno schieramento chiaro verso certe associazioni di padri separati che nel nostro paese in questi anni hanno fatto politica veramente contro le donne, e questo noi non lo possiamo accettare. E addirittura, diciamo di più, siccome ci sono state fatte audizioni rispetto a questo decreto legge, noi diciamo che non è emendabile questo decreto legge, questo va ritirato, non esiste. Abbiamo uno dei migliori diritti di famiglia. Come diceva la Elena, le nostre leggi, le nostre normative sono fra le più avanzate in Europa e a livello internazionale, tutte. Quindi non era il caso. Il problema è che poi è sempre nell'applicazione che saltano fuori i problemi. Allora affrontiamo quei problemi, no? E cerchiamo che chi le deve far applicare si comporti correttamente. Ma non stravolgiamo perché vogliamo piegare una normativa poi a modelli, comunque modelli sociali, genitoriali di 50 anni fa. Chiaro, sì. Sì, no? È come se si fosse covato un rancore nei confronti delle donne che osano ribellarsi all'uomo e al marito, perché l'idea che viene proprio, che traspare, ma che viene anche esplicitata da chi sostiene questo disegno di legge, è proprio quello che la donna non deve divorziare, non deve divorziare, e quindi se osa divorziare e chiedere la separazione va punita. Dire che non c'è più l'assegno di mantenimento, no? Quando il 47% delle donne non lavora, significa rendere impossibile, no, per molte la scelta, che è stata una conquista molto molto importante, quella del divorzio. Quindi non stiamo parlando di temi anche più delicati come quello dell'interruzione volontaria della gravidanza, eccetera. Qui stiamo tornando proprio al 1975, quando la riforma del diritto di famiglia, prima di quella riforma la donna era prima soggiogata al padre e poi al marito, non aveva autonomia, ma di strada ne abbiamo fatta tanta da allora. Invece si vuole proprio riproporre quell'idea, ed è molto pesante, soprattutto nei confronti delle donne e dei bambini vittime di violenza. Perché questo decreto, no, prevede anche l'obbligatorietà della mediazione, cosa che la stessa conferenza di Istanbul vieta nei casi di violenza familiare, perché mette a rischio la vita della donna. Invece qui la si vuole rendere obbligatoria la mediazione. Anche in casi di violenza familiare? Anche in casi di sempre rispetto a quello, ma di peggio fallirà, sarà una mediazione fallimentare. Ma di peggio c'è che introduce anche l'alienazione parentale. Significa che se un bambino rifiuta di stare con il padre, e questa cosa è frequente quando i bambini hanno assistito a scene di violenza, quindi no, si presuppone che sia responsabilità e colpa della madre che ha indotto questa idea negativa nei confronti del padre, e quindi si toglie il bambino, si manda in una casa di accoglienza, si toglie la potestà alla madre, ed è una cosa che è terribile da tutti i punti di vista. Non c'è al centro il bambino, il figlio, come raccontano, come dicono, no? In realtà c'è un
c'è un intento fortemente punitivo nei confronti delle donne, e questi personaggi, che sono l'espressione peggiore, insomma, di un angolo di società che evidentemente ha covato, no? Ma che adesso con questo governo stanno esplicitando le loro posizioni alla luce del sole come se fosse normale, negano addirittura i femminicidi. Perché dicono che non ci sarebbero se le donne restassero a casa e non scegliessero di separarsi dalla... Ma sentiamo dire anche cose di questa gravità e non hanno più pudore a dirle. Questa è la cosa grave, che fino a poco tempo fa magari qualcuno le pensava, però pensava che nella nostra società ci fosse, insomma, anche un politicamente corretto in cui queste cose non si potevano dire. Adesso si è sdoganato tutto. No, la volgarità, la violenza, gli attacchi alle donne, no, il linguaggio sessista è stato sdoganato. Ma dietro c'è questa idea che diceva Rosanna di famiglia, in cui appunto c'è l'uomo che comanda, la donna che ha e può avere solo un ruolo di subalternità. E quindi c'entra anche con il lavoro, no? Perché chiaramente anche le donne devono stare a casa e fare figli. Perché poi adesso è anche venuto fuori il tema demografico, che è un tema, no, anche qua l'abbiamo affrontato più di qualche volta. Invece di trovare gli strumenti, come dire, per la conciliazione, quindi per favorire la demografia, quindi quello di fare, no, è che la donna deve stare a casa e farli. Ma chi è che dice questo, che deve stare a casa? Ci sono, cioè, anzi, deve lavorare, perché se succede qualche cosa deve assolutamente lavorare. Dei manifesti, che è stata tappezzata la città di Frosinone, no? Con dei manifesti grandissimi in cui appunto da parte di chiaramente questo è un movimento di centrodestra, no? Forza Nuova, che ci tiene molto a dire che la donna deve fare i figli e l'immagine è proprio di stampo fascista. Perché questo donna è con il bimbo che con la donna come ci porta indietro quei manifesti epoca. tipo mussoliniano dell'epoca fascista, no? Che la donna sta bene a casa a fare figli, visto che perché c'è un grave problema demografico in questo paese. Però lì è stato per fortuna non l'ho sentito, vuol dire che è stata una cosa, una scheggia impazzita. Non è solo così, perché a fine marzo a Verona si terranno 3 giornate internazionali, no, rispetto alla famiglia, dove la peggiore destra mondiale, quei personaggi che sono stati inquisiti a tutti i livelli anche, no, istituzionali, internazionali, si ritroveranno a Verona, quindi qui in Veneto, a Verona, dove sappiamo che è stata approvata quella delibera regionale rispetto all'idea, no, di vita, si troveranno a parlare di questo modello di famiglia, quindi no al divorzio, no all'aborto, no all'idea dell'omosessualità. No all'idea dell'omosessualità, quindi torniamo insomma quando mettevano i confini gli omosessuali, e non è un caso che nella città di Verona ma anche in giro per l'Italia stiano succedendo degli attacchi fisici molto pesanti nei confronti di coppie omosessuali. Vengono minacciate, vengono bastonate, perché sta proprio venendo a galla, no? Una cultura nel quale l'idea di famiglia è unica, è questa, e chi non sta dentro questi schemi deve essere proprio punito con leggi che ci fanno, no, tornare indietro, punito fisicamente con squadracce che rendono la vita impossibile. Quindi quando noi lanciamo l'allarme di una regressione culturale nel nostro paese, lo diciamo perché i segnali non sono qualche scheggia impazzita. Quando di fronte a Emma, la cantante, che fa no, dal palco quell'invito, aprite i porti, insomma, che è una sua opinione che magari per molti è condivisibile, per altri non è condivisibile, ma sta dentro una dialettica democratica e ci sta. E c'è un personaggio pubblico, istituzionale, che dice tu apri le gambe, cioè, e fatti pagare. Cioè un messaggio sessista, volgare, ma che dà un'idea proprio di cultura pesante, che è tollerata. E anzi è una boutade, ci si scherza, è una parte minoritaria. Non è così perché si sedimenta. Tutto quello che non si poteva dire adesso è stato sdoganato.
Quindi torniamo ad un fattore importantissimo di educazione e di sensibilizzazione, che questo è fondamentale, perché norme, regole non servono a niente, bisogna appunto stare molto attenti alla degenerazione culturale, che è fondamentale. Allora, ritorniamo insieme dopo la pubblicità.